Portofino Days rappresenta l'audiovisivo e la celebrazione dell'audiovisivo. E questa sera celebreremo la serie televisiva di Mike Bongiorno. Ci sarà Nicolò, il figlio di Mike Bongiorno, ci sarà il regista, ci sarà l'attore e soprattutto quello che faremo, celebreremo i visionari che hanno avuto un'idea e che con sacrificio, dedizione e impegno sono riusciti a trasformare tutto questo in qualcosa di concreto. E quindi le fiction, quindi le storie sono così importanti. Come attore, come autore, come scrittore, so quanto sia importante una storia. È stato fatto un lavoro grande cura da parte della produzione, da parte della RAI. Sapevamo, perché ci abbiamo lavorato molto anche insieme, però c'è stata una grande attenzione e un grande rispetto. Assolutamente. Il progetto, diciamo, ha una lunga storia perché nasce da un libro, da una biografia che tra l'altro ho scritto io con mio papà nel 2007, quindi insomma c'è questo libro che è il riferimento della sua storia e della sua vita, quindi ecco, si prestava bene per poi diventare un film. Io sono la padrona di casa e insieme a Regione Liguria, ovviamente, che patrocina e organizza questo evento, insieme all'Agenzia in Liguria, al Comune di Portofino che ci ospita e ci dà la possibilità di organizzare un evento in questa unica piazzetta, e ha anche programmato un clima che direi quasi primaverile. E poi c'è la Camera di Commercio, Città Metropolitana, è un grande evento che coinvolge tutti gli enti che anche attraverso l'unione che c'è nella Film Commission hanno reso possibile valorizzare l'industria creativa, l'industria dell'audiovisivo in Liguria con 350 produzioni nel 2024. Il nostro focus sono le produzioni e gli addetti ai lavori, che sono le persone che in realtà poi decidono di andare a girare in un territorio e sviluppano progetti importanti come per esempio Hotel Portofino, la serie che è partita proprio da qua insieme al nostro presidente Valtteri Uzzolino. Sono felice, oggi è l'inizio della seconda edizione di queste bellissime giornate dove parliamo di cinema, televisione, spettacolo, promuovendo anche questo bellissimo territorio. Io sono venuto qui in vacanza più volte e la trovo stupenda, è una regione bellissima, questi luoghi sono veramente incantevoli, quindi contento di essere tornato.